Buonasera e ben ritrovati a questo appuntamento ormai che è tradizione con appunto il Veneto Racconta. Attendo qualche attimo semplicemente per vedere se via via poi vi collegate, quindi vi aspetto. Vi aspetto per qualche minuto. Niente, semplicemente nel frattempo in cui aspettiamo che tutti, o comunque insomma che gran parte delle persone si colleghino, mi presento, sono Valentina del progetto Not Only Venice, un mio progetto, mi trovate appunto nelle pagine social, in Facebook Not Only Venice Tourist Guide, in Instagram semplicemente Not Only Venice. Attraverso appunto le mie pagine social racconto il mio lavoro, ovvero di guida turistica, perché sono appunto una guida turistica del Veneto, nello specifico di Venezia e di Treviso e provincia. Normalmente appunto mi trovate in giro per Venezia o in giro per la provincia di Treviso con i miei tour, con questi miei walking tours e spero appunto di vedervi non appena ci sarà possibile. Appunto spero di vedervi nei miei tour appunto quando i confini regionali diciamo saranno aperti e potrete magari, perché no, visitare anche la mia regione. Bene, possiamo insomma cominciare. Oggi vi volevo parlare di un'altra figura femminile legata in qualche modo a Venezia, ma soprattutto anche ad Asolo. Questo personaggio femminile, diciamo, fa parte di questo mio tour che ho ideato parlando di queste tre figure femminili legate ad Asolo. Appunto, la prima abbiamo parlato la scorsa volta, ovvero era la regina Cornaro, Caterina Cornaro, e oggi vi parlo della seconda, di Eleonora Duse. La terza, diciamo che la terza ve la accennerò alla fine di questa diretta perché sarà argomento della prossima diretta. Parliamo di Eleonora Duse. Eleonora Duse, ma ovviamente voglio darvi anche un volto. Eccola qui. Eleonora Duse è stata una delle più grandi interpreti teatrali della Belle Époque italiana, è nata a Vigevano nel 1858, ma comunque è veneziana, nel senso che è nata da due attori di Chioggia ed lei si è sempre considerata comunque un'attrice veneziana in ogni caso. Pensate che lei ha avuto fama non solo in tutta Italia, ma in tutto il mondo, era un'attrice internazionale. Come mai è diventata, diciamo così, famosa? Semplicemente per il suo stile, il suo modo, diciamo, di recitare che creava una sorta di rottura con quello del passato. Lei, essendo figlia d'arte, ha cominciato comunque a calcare le scene da giovanissima. A 4 anni recitava Cosetta nei Miserabili a Chioggia, per esempio, diciamo, e lei si è sempre definita comunque un'autodidatta perché ha studiato molto e è riuscita, diciamo, a interpretare quello stile che noi lo collochiamo appunto nella Belle Époque, semplicemente perché ha dato uno stile diverso. Dovete immaginare che all'epoca si recitava in una maniera molto diversa rispetto a quella appunto a cui siamo abituati oggi, nel senso che le scene, soprattutto le attrici femminili, avevano queste grandi parrucche o comunque questi abiti di scena molto ricercati, questo trucco molto acceso. E avevano questi modi, questa voce un po' impostata, un po' troppo impostata, rifletteva, diciamo, lo stile di fine 1800. Lei
pian piano, diciamo, ha studiato e ha interpretato un modo diverso di recitare, semplicemente perché poi, giovanissima, ha conosciuto quella che era considerata la più grande attrice teatrale dell'epoca a livello mondiale, ed era questa attrice francese Sarah Bernhardt. L'ha conosciuta, ha capito, l'ha studiata, il suo modo di recitare, che era comunque molto originale rispetto, diciamo, ai canoni di cui loro in generale erano abituati, e attraverso questo incontro poi dopo le due saranno considerate rivali, e quindi dividevano assolutamente la critica. Ma immaginate una Leonora Duse diciottenne o comunque ventenne che si ispirava alla più grande dell'epoca e ne voleva assolutamente superare la fama e la bravura. Eleonora Duse, quando calcava la scena, era completamente un'attrice, una donna magnetica, ma con uno stile tutto particolare. Aveva una voce priva di artifici, comunque era assolutamente pulita, uno stile molto distinto, ecco, e quindi attraverso questo stile, questo modo di recitare, ha completamente dato una sorta di rottura con il passato. Una cosa anche molto interessante da notare è che lei non aveva assolutamente, cioè non si truccava, non aveva l'usanza di truccarsi né in scena né appunto durante la vita normale. Per cui usava, come possiamo immaginare, usava questo stile, interpretava le sue donne, i suoi personaggi completamente con il suo modo di recitare, con la sua personalità, quindi non si nascondeva assolutamente dietro una maschera, una parrucca o diciamo un volto truccato. Quindi usava tutte le sue abilità per interpretare queste donne comunque che riflettevano una sorta di contrapposizione, comunque erano dei personaggi comunque controversi, facevano parte dell'alta borghesia e che però comunque nascondevano o comunque erano dei caratteri comunque molto controversi, e quindi con la sua abilità ne diede forma. Possiamo nominare per esempio alcune opere che lei ha interpretato semplicemente quando era ventenne, a 21 anni, quindi Teresa Raquin di Émile Zola, piuttosto che La signora delle camelie o Antonio e Cleopatra. Pensate, lei è stata comunque investita o comunque riconosciuta come una delle più grandi interpreti teatrali, quando a Parigi nel 1897 ha interpretato Un sogno di un mattino di primavera, e lì diciamo è stata riconosciuta come una delle più grandi attrici teatrali dell'epoca. Basti pensare che nel 1898, quindi un anno dopo, a Bologna le è stato dedicato il teatro appunto Brunetti, uno dei teatri della città, è stato dedicato a lei, e penso sia la prima volta che succeda che un teatro cambi di nome per essere intitolato a un'attrice che all'epoca era vivente, quindi era assolutamente riconosciuta come una delle più grandi interpreti. Allora, una delle più grandi interpreti perché comunque non solo a mio parere, ma a parere insomma di molti, è riuscita a portare quello che viveva, diciamo, nella vita, nella sua vita, nella vita privata, anche calcando le scene. Adesso noi nell'immagine appunto che vi sto mostrando vediamo assieme a Gabriele D'Annunzio, che è stato uno dei suoi amanti. La sua vita, appunto, la sua vita amorosa rifletteva un po' il carattere o comunque
il carattere o la vita dei suoi personaggi che interpretava, perché è stato molto travagliato. Si è sposata una prima volta con il direttore di un giornale del mattino, del Corriere del Mattino, Martino Cafiero, però il matrimonio è durato poco. Si è sposata una seconda volta con quest'attore Tebaldo Checchi, che però comunque era un matrimonio non d'amore, ha avuto una figlia, però comunque il matrimonio è terminato qualche anno più tardi. Ha intrecciato una relazione amorosa con un compositore, ma questa relazione l'ha tenuta sempre segreta in diversi anni, Arrigo Boito. E poi arriviamo a parlare della relazione che ha avuto con Gabriele D'Annunzio. Lei era 25enne quando la prima volta l'ha incontrato, lui era di 5 anni più giovane, per cui lei già era un'attrice affermata, era già molto famosa, lui invece era, diciamo, un po' alle prime, non dico alle prime armi, però aveva già pubblicato 3 opere, però comunque era ancora agli inizi. I due si sono incontrati per la prima volta a Roma, brevemente. Lei sapeva chi era lui ovviamente sapeva chi era lei. Una seconda volta, sempre a Roma, dopo uno spettacolo, lui la va a trovare nel suo camerino e le dedica le elegie romane con una dedica appunto alla divina Eleonora Duse. Adesso noi sappiamo che l'appellativo divina viene appunto da Gabriele D'Annunzio. E poi si rincontrano per la terza volta, però quella è definitiva, dove cominciano a intrecciare questa travagliata, diciamo, relazione amorosa a Venezia, all'Hotel Danieli, nel 1894. E come potete immaginare, due persone, due artisti con due caratteri così forti, così diciamo che riflettono assolutamente anche il loro tempo, assolutamente, lui impegnato anche politicamente, lei comunque con questa voglia, con questo ardore, con questo modo di appunto di interpretare diciamo il teatro, o comunque insomma interpretare questi personaggi nel palcoscenico. Come potete immaginare, questa relazione è stata comunque abbastanza travagliata, ha passato alti e bassi, diciamo i due si mollavano, si ritornavano assieme, diciamo è stata abbastanza travagliata. Quello che possiamo dire è che comunemente si vede Eleonora Duse come una sorta di vittima di lui, perché lei ha finanziato e ha cercato le sue opere, ha cercato comunque di portare anche alla luce, insomma ha cercato di lanciarlo nella sua fama, per poi dopo però essere stata tradita da diverse volte. In realtà, leggendo poi le sue lettere, o comunque le lettere tra i due, si capisce comunque che i due giocano un ruolo dato proprio dai loro caratteri, e via via, a seconda del periodo, la vittima può essere vista un po' anche non solo lei ma anche lui, quindi diciamo era un rapporto quantomeno ambiguo, quantomeno particolare, ecco. Ma tornando appunto al legame che aveva Eleonora Duse con comunque Asolo e il Veneto, comunque insomma Asolo, vi voglio parlare e vi voglio anche far vedere innanzitutto un'immagine che avete già visto l'altra volta, e che è il castello della Regina Cornaro appunto ad Asolo. Ricordo, per chi non lo sapesse, Asolo è un borgo nella Marca Trevigiana a 80 km circa da Venezia. Il teatro che si trova all'interno di questo castello è dedicato, anche questo è dedicato a Eleonora Duse, semplicemente perché quando era
giovane, ancora quando lavorava con la compagnia dei genitori, appunto ha calcato le scene, il palcoscenico di questo teatro. Questo teatro che ha una storia, tra parentesi, anche un po' particolare, nel senso che il primo teatro è stato costruito nel 1857 in una parte appunto del castello che potete vedere, ed è stata ricreata una sorta di piccola fenice, nel senso che era caratterizzato da questi legni lucidi e questi velluti, poteva essere paragonato appunto alla fenice, ma nel 1930 è stato completamente smontato e ricostruito in una località della Florida, perché è stato appunto acquistato da un magnate, e per cui là diciamo in una località della Florida si trova il teatro, proprio cosiddetto teatro di Asolo, completamente smontato e ricostruito e che era quello originale che Eleonora Duse appunto ha calcato quando era ancora giovane. Poi successivamente è stato costruito un altro, e che è appunto quello attuale, che poi è stato anche restaurato e che comunque è stato ricostruito nel 1934 e porta appunto il nome della nostra Eleonora Duse. Eleonora Duse, che ha comunque visitato Asolo già quando è stata ospite ad alcuni amici appunto in una casa, la cosiddetta la casa La Mura, perché comunque si trova proprio vicino a Porta Loreggia, che è la porta principale dove si entra appunto ad Asolo, e che fa parte delle mura antiche medievali. Noi stiamo parlando appunto attorno al 1920, diciamo ancora quando, anzi già quando Eleonora Duse ormai aveva lasciato le scene, e comunque allora tornando un attimo indietro, nel 1894 si conosce appunto con Gabriele D'Annunzio, poi diciamo viene ospitata da questi amici ad Asolo più o meno nello stesso periodo. Poi successivamente, quando lascia le scene, manifesta il desiderio di trovare una sorta di rifugio, casa appunto ad Asolo, e attraverso appunto una persona riesce ad acquistare, a prendere in affitto per poi dopo successivamente acquistare la casa cosiddetta dell'Arco, e eccola qui.
Eccoci qua. C'è stato un problema di linea, però siamo ritornati. Dunque, eravamo rimasti, stavamo dicendo che Leonora Duse appunto manifesta la volontà di appunto prendere casa ad Asolo, semplicemente perché c'è stata già prima, perché appunto è stata ospite ad alcuni amici, trova questo borgo arroccato in queste colline molto simile alla sua idea di rifugio, alla sua idea di casa, anche e soprattutto per riposarsi dopo le fatiche, dopo aver calcato insomma in una maniera così diciamo faticosa, ma comunque ha dato tantissimo nei palcoscenici di tutto il mondo, e quindi ha manifestato il desiderio di ritornare o di riposarsi, e comunque di ritornare. Ha scelto Asolo appunto, e attraverso una persona ha acquistato appunto la cosiddetta Casa dell'Arco, e adesso vi faccio vedere che appunto sopra la facciata di questa casa c'è la dedica che Gabriele D'Annunzio le ha appunto dedicato a un anno solamente della sua morte. Dopo questo è morta nel 1924, tra l'altro non in Italia ma a Pittsburgh, mentre appunto era in tournée. E quindi idealmente, quando eventualmente avete voglia di visitare questo borgo, riuscite appunto a individuare la casa, la cosiddetta Casa dell'Arco, e appunto possiamo ricordare Leonora Duse. Tra l'altro ci ha vissuto pochissimo, meno di un anno, e però l'ha sempre considerata comunque come un rifugio, come una vera e propria un vero e proprio posto in cui riposarsi, e anche se vogliamo un po' staccarsi da quella che era la sua vita mondana. Una casa che comunque è, termino appunto con una curiosità, una casa che comunque è legata anche a una piccola storia degna proprio di lei, che era appunto un'attrice, semplicemente perché quando ha adocchiato questa casa era già stata presa in considerazione da una ragazza che aveva perso il suo fidanzato nella prima guerra mondiale, per cui la famiglia di lei voleva assolutamente acquistarla, proprio perché la finestra la finestra principale di questa casa dava sul Monte Grappa, e quindi, come sapete, il Monte Grappa è diciamo il simbolo di tutti quei giovani che hanno perso la vita nella prima guerra mondiale. Poi la famiglia successivamente ha rinunciato all'acquisto di questa casa, però quando appunto Eleonora Duse ha saputo che questa casa era anche presa in considerazione dalla famiglia, si è appunto tirata indietro, non ha voluto appunto acquistarla, proprio per questo motivo, perché sapeva appunto che era così importante per questa ragazza. Poi però successivamente la famiglia ha abbandonato l'idea, per cui lei ha pensato appunto di acquisirla, e in ricordo di questo giovane appunto morto, uno tra i tanti morti ragazzi giovani che hanno perso la vita nella prima guerra mondiale, questa famosa finestra appunto spesso e volentieri la apriva, ci metteva un fiore, una pianta, e così lei proprio scriveva ai suoi amici: così questa finestra diventa un altare dove io appunto in onore a tutti i giovani che hanno perso la vita lascio una mia preghiera. Ecco che noi appunto abbiamo ripercorso alcuni tratti della vita di Eleonora Duse. Diciamo che non basta assolutamente una ventina di minuti, ma si potrebbe star qui a parlare ore e ore, e spero
comunque di molto interessante legato a queste figure femminili, per cui abbiamo detto la volta scorsa Caterina Cornaro, l'ultima regina diciamo del Medioevo. Oggi abbiamo ripercorso la vita di Eleonora Duse, molto legata ad Asolo, e la prossima volta vorrei con voi ripercorrere la vita di un'altra personalità femminile, questa volta un po' più contemporanea, che è Freya Stark. Freya Stark è una esploratrice inglese e la prossima volta scopriremo come mai appunto è legata ad Asolo e che cosa si può visitare e scoprire, insomma, che tracce ci ha lasciato. Vi saluto ancora, spero appunto di avervi come sempre dato alcuni spunti per un eventuale viaggio o comunque per un'eventuale visita a queste posti insomma che noi ripercorriamo, e vi invito insomma a seguirmi il prossimo sabato con un altro appuntamento con il Veneto Racconta. Ciao a tutti, grazie.